Bella raga, ciao a tutti, dal Commendone Veneziano. Allora, finisciamo la seconda stagione, è stato un colpo di scena mostruoso. La Ferrari ha visto le potenzialità di Veneziano dopo la stupenda stagione in Aston Martin, che ha portato un terzo posto nella costruttori dominato, quindi Red Bull, Ferrari e subito dopo Aston Martin, e un quinto stesso posto nei piloti. Quindi la Ferrari con un colpo di coda ha prelevato dall'AS, che l'AS era pronta a avere la firma di Veneziano, il talentissimo, e quindi siamo alla Ferrari ragazzi. Siamo con Leclerc e Sainz, hanno voluto cambiare, sono arrivato in punta di piedi la Ferrari per tentare di rivincere il mondiale dal 2007 ragazzi. Questo è l'obiettivo. Sarà molto molto duro il primo anno, ma vedremo. Leclerc e Sainz alla conquista del mondo. Veneziano dopo l'Aston Martin ha veramente una possibilità incredibile. Vai raga, vai raga, vai raga. E si parte. Chiaramente l'Aston Martin è sviluppato da Veneziano. È terza con Alonso. L'Aston Martin è messa molto bene. Go, go, go. Ho messo più carburante, ragazzi, sapete che mi piace. Vediamo come va. E vai. E si va Beppe verso l'Eternity Glory. E comincia, siamo quarti e quinti per il momento, con Alonso terzo a rompere i maroni. Pneumatici, ok. Ce la ricordiamo bene, l'Aston Martin. Subito yellow flag veloce. È una bella pigna Aston Martin, quarti e quinti, non proprio un bellissimo modo di iniziare. Vabbè, ci vuole tempo per portare la Ferrari ai vertici. Bravo Leclerc, simbola Leclerc. Copy. Sainz è un po' in difficoltà, proviamo ad aumentare il ritmo. Ok, è già finito il carburante ragazzi in realtà. Si consuma tanto qua. Leclerc si è stabilito in terza posizione, Sainz in quinta purtroppo. Vediamo se Sainz non ha ritmo. Sainz non ha un grandissimo ritmo. Sì, lo so. Lo so. Che devi cominciare a recuperare qualcosa. Dai, Junior, dai. Equilibrato ed equilibrato. Siamo senza carburante. Attenzione, yellow flag. No. Yellow flag. Non sembra nulla di mostruoso. De Vries. C'erano molti margini. E qui le auto si toccano. Sì, niente di mostruoso. Niente di mostruoso. Rimaniamo terzi e quinti. Leclerc è vicino anche, ma l'è dura, l'è dura. Lieve surriscaldamento. Copy. Uno dei più classici. Copy. Ok, andiamo ai box. Vai. Vai Leclerc, involati Leclerc. Leclerc in testa per pochissimo. Veloci, bravo Leclerc. Però qualche punto quest'anno con la DHL, chissà. Boh, adesso veramente dobbiamo mettere a posto il carburante. Se no, sono Doloris de Panza. Sono dolori importanti. Dai ragazzi, una grande sfida con la Ferrari. Sarà dura vincere subito.
E adesso andiamo di soft. Uno dei più classici box. Dai Fiore, dai. Lec torna terzo, ma siamo molto indietro. Sarà duro ragazzi, Red Bull le vedo veramente a bomba, Red Bull di un altro pianeta per il momento, ma lo sapevamo, Red Bull hanno un vantaggio importante a livello di sviluppo. E comunque ho le Aston Martin sono qua, signori. Siamo al 31esimo giro di 57 tornate. Ok, Verstappen le gomme finite. A 0 soste ancora di Max. Incredibile Max. 0 soste, adesso vai box. Mamma mia. Incredibile Max, non l'ho ben capita questa strategy. Strategia bizzarra, se così la possiamo chiamare. Facciamo attaccare Leclerc. In testa Lec. In testa Lec. In testa Lec. Sarà durissima, raga, sarà durissima. Alonso supera Sainz Junior. Adesso dobbiamo spingere un po' i pneumatici. Certo che non ho un grandissimo vantaggio. Ugaz proprio. Andiamo ai box. Purtroppo devo aspettare una in più con box. Vai. Vedete che se va bene finiamo terzi. Se ci va bene finiamo terzi. E Alonso come alle gomme 61. La vedo duretta, signori, la vedo duretta. Non un grande inizio. Devo anche abbassare il ritmo perché sennò a 10 giri rischio veramente di non arrivare in fondo. Per il momento terzi e quinti lontani da sogni di gloria. Dobbiamo sviluppare molto bene la monoposto. Non sarà facile. Nessun ritiro gara tranquilla oggi qui in Bahrain. Posizioni che ormai sembrano congelate. Sembrano congelate le position. Yellow flag di Hülkenberg. Si sta un po' avvicinando Junior. Proviamoci con Junior. Junior è vicino, ma vediamo se riusciamo col colpo di coda finale. Non sembra farcela Junior. Per poco. Per poco, peccato. Qua, quinta posizione di Junior. Non un grande inizio, sinceramente. Una gara di grande qualità per Sergio Perez oggi.
È stata una condotta alla perfezione. C'è un piccolo errore. Piccoli bug strutturali. Vabbè, terzi e quinti. Inizia. Comunque dai. Non malissimo, però già doppietta Red Bull. L'è un po' dura. Io chiaramente parto subito benissimo. Che forte che siamo su DHL Fast Pit Stop. Siamo grandi. Adesso vediamo un attimo cosa sto sviluppando. Facciamo solo una gara oggi per introdurre la new season. Allora, intanto stiamo sviluppando il telaio e adesso cominciamo anche, vediamo dove siamo messi. Madonna, siamo messi un po' ovunque. Che brutto, che brutta cosa, Beppe. Ok. Non ci riusciamo qua a alzare. Che palle. Vabbè, proviamo così. Intensivo 33 giorni. Vai. Perfetto. Adesso prima non ci dedichiamo meno qua alle strutture perché tanto insomma teoricamente la Ferrari insomma per carità siamo un po' meglio sinceramente, però dobbiamo dedicarci alla macchina questo primo anno, se non rischiamo di fare come la Aston Martin ci becchiamo il secondo licenziamento. Ok, andiamo alla produzione. Ne produciamo già da 4. Emergenza anche no. Non abbiamo, vabbè, per questa gara non abbiamo nessuna possibilità ovviamente. Approccio normale. Per 1 milione possiamo anche farlo, dai. Bene, raga, ci becchiamo per la seconda tappa. Una prima gara insomma non propriamente incredibile, però dobbiamo lavorare tanto per rendere la Ferrari una macchina competitiva. Raga, alla prossima, ciao!